Io sono molto contenta di tutto quello che è accaduto oggi. Sono felice per questo progetto, per come è nato, per come è andato avanti, per come si è concluso, per la partecipazione incredibile di tanti nostri ragazzi. Noi siamo riusciti con questo progetto a fare quello che facciamo un po' con tutti i progetti musicali, teatrali, sportivi, cioè avvicinare i ragazzi ancora di più al mondo della scuola. Grazie alla Fondazione La Città Invisibile siamo riusciti a mettere insieme un piccolo gioiello, questo teatro, questo palco, comprare le sedie, qualche cassa per curare meglio l'amplificazione e fare in modo che ci sia uno spazio che apriremo al territorio e che apriremo soprattutto ai nostri ragazzi in maniera che si possano rappresentare tutte quelle belle cose che riusciamo a fare con le attività teatrali, ripeto, e musicali che avvicinano tantissimo i ragazzi non solo alla scuola, ma a tutto quello che rappresenta la scuola come presidio, soprattutto di legalità.